I festeggiamenti per San Martino saranno anticipati a domenica 10 novembre, lasciando a lunedì 11 la parte religiosa della celebrazione. Si approfitta così della festività per permettere a più gente possibile di partecipare. Novità di quest'anno è che si andrà a coinvolgere non più via San Marco, ma viale Veneto, viale Venezia, viale Padova e il Boulevard. La zona sarà chiusa al traffico veicolare a partire dalle 8 della mattina fino alle 22. L'amministrazione ha preparato un ricco programma coinvolgendo le associazioni Ascom, Confcommercio e Confesercenti, che già hanno sperimentato un'ottima sinergia la scorsa estate. Le previsioni meteo danno una bella giornata di sole e ci si aspetta quindi non solo l'afflusso di residenti, ma anche di turisti che giungeranno in città. Per San Martino ci saranno bancarelle, un'esposizione di artisti locali, per i più piccoli ci saranno i gonfiabili, i giochi di una volta e le classiche giostre di Campocannoni. Saranno i figuranti di Correzzola a portare gli antichi mestieri e i figuranti della Marcigliana che accompagneranno nel pomeriggio l'arrivo di San Martino a cavallo. E poi ancora gli sbandieratori e i musici di Borgo Veneto, la musica dei freestyle e il pianista fuori posto che suonerà in piazza Todaro, in un momento che sarà dedicato alla famiglia Scarmanati che ha perso la vita qualche mese fa in un incendio in via Roma. La morte di 3 membri della famiglia ha toccato molto la comunità di San Martino, a cui erano molto legati. Per questo motivo il momento di ricordo che vedrà ospite Fabio, figlio di Gianni, e Luisella, fratello di Davide. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento.